Allerta inquinamento a Martellago, un'autocisterna carica di solvente si rovescia sversando il carico sulla strada, via chiusa sul posto i vigili del fuoco e il nucleo NBCR. Esce di strada con la moto, il mezzo si schianta e prende fuoco, trentenne padovano in gravissime condizioni dopo il terribile sinistro. 62enne grave nel Vicentino dopo essere stato travolto da una pesante balla di carta durante operazioni di recupero di materiale da riciclo. Solo ieri 3 vittime sul lavoro. È la fine di un incubo, così il tabaccaio di Correzzolo dopo la decisione della Cassazione di rigettare il ricorso della famiglia del bandito che aveva ucciso. Nessun risarcimento. Mancano i ginecologi, a Castelfranco e Montebruna chiusura alternata durante l'estate del punto nascita degli ospedali. I sindacati attaccano, il direttore dell'ULSS 2 Benazzi accusa il Ministero. Le università non formano abbastanza specialisti. Ieri sera 20:10 il segretario regionale del Partito Democratico: per tornare a vincere e convincere dobbiamo essere più popolari ma non populisti, dice Alessandro Bisatti. 100 anni fa la battaglia del solstizio che rovesciò le sorti della prima guerra mondiale, l'episodio sarà commemorato nei prossimi giorni. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, ben trovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca dell'incidente avvenuto questa mattina a Martellago nel Veneziano con un'autocisterna carica di uno speciale solvente che si è rovesciata sversando il carico sulla strada. Il ferito, ovviamente il camionista, fortunatamente non in pericolo di vita, ma evidenti problemi per la presenza di questo solvente sulla strada, intervento dei vigili del fuoco ma anche del nucleo biologico, chimico, radiologico. Ha perso il controllo dell'autocisterna carica di toluene che si è rovesciata sulla strada, ben 40.000 litri di materiale, un liquido infiammabile incolore e dall'odore simile a quello del benzene sono finiti sulla carreggiata. La sostanza trasportata viene utilizzata in ambito industriale per sciogliere resine, grassi o vernici, ma anche in cosmetica. I suoi vapori potrebbero avere effetti irritanti agli occhi, oltre che naturalmente costituire un inquinante per le falde acquifere. Ferito in maniera lieve il camionista che è uscito da solo dalla cabina del mezzo ed è stato subito soccorso dagli uomini del SUEM 118. Sul posto sono arrivati in pochi minuti anche i vigili del fuoco, accorsi con 4 automezzi e 12 uomini, ed il nucleo NBCR, nucleare biologico, chimico, radiologico. Sulla strada è stato steso subito un cuscino di schiuma. L'incidente è avvenuto in via Boschi e la strada è stata completamente chiusa al traffico. Sul posto è stata inviata anche un'altra cisterna per il travaso della sostanza. Oltre al personale ARPAV in via Boschi, anche la polizia locale che ha chiuso gli accessi alla strada per il tempo necessario. Le operazioni potrebbero protrarsi per ore. E ci sono stati nuovi disagi, ancora una volta in tangenziale a Mestre, oggi per un altro incidente, questa volta dovuto anche alla pioggia che si è abbattuta tra Padovano e Veneziano, soprattutto nella mattinata, poco dopo le 7, lo svincolo d'uscita per il porto, uno schianto con un'auto che si è appunto schiantato, 2 auto si sono schiantate e ovviamente c'è stato da gestire la complicata situazione del traffico facendo scorrere i veicoli in transito su una sola corsia. Le code hanno toccato i 4 km tra Castellana e Marghera in direzione Milano. Ci sono stati anche i problemi dovuti al maltempo a causa di un guasto che ha provocato numerosi ritardi sulla linea, soprattutto da e verso il Friuli Venezia Giulia, anche con pesanti ritardi nei treni, soprattutto appunto nella zona tra Mestre e Mogliano. E un altro incidente, forse dovuto anche questo al maltempo, ed è il caso di un trentenne centauro finito fuori strada e la moto su cui viaggiava ha preso anche fuoco. È stato stabilizzato dal personale del SUEM 118 e trasportato urgentemente all'ospedale di Padova, dove è arrivato in codice rosso un trentenne rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in via Armistizio alla Mandria. Il giovane è uscito di strada con la sua moto per motivi che sono al vaglio della polizia locale, cadendo a terra. Dopo l'incidente la moto ha preso fuoco. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco di Padova. E purtroppo c'è da aggiornare questa notizia con la notizia da poco arrivata in redazione della morte del trentenne centauro di cui ho appena raccontato l'incidente, purtroppo arrivato, come avete sentito, in gravissime condizioni in ospedale. Non ce l'ha fatta ed è deceduto poco fa.
L'abbiamo raccontato ieri ancora della piaga degli incidenti sul lavoro, ieri 3 croci in Veneto, 2 nel Veronese, e poi la notizia arrivata dal Friuli di un 54enne mestrino che è deceduto dopo 6 giorni di agonia. Ebbene, un altro incidente sul lavoro, fortunatamente non mortale ma grave, avvenuto stavolta nel Vicentino. Arcugnano, ancora un incidente sul lavoro. Un 62enne in mattinata è stato travolto da una pesante balla di carta alla Mognon SRL, ditta che si occupa del recupero di vari materiali da macero e riciclo, con sede in via Copernico ad Arcugnano. L'uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato portato all'ospedale San Bortolo di Vicenza con diverse fratture. Sul posto, per i rilievi e chiarire la dinamica degli incidenti, i tecnici dello Spisal e i carabinieri. Ed ora la fine dell'incubo per il tabaccaio di Corezzola, Franco Birolo, la Cassazione che ha respinto il ricorso della famiglia del bandito che aveva ucciso nel suo negozio, dunque niente risarcimento da parte del tabaccaio. L'udienza in Corte di Cassazione a Roma pone fine al calvario giudiziario di Franco Birolo, il tabaccaio di Civè di Corezzola che 6 anni fa sparò e uccise una delle 4 persone che si erano introdotte di notte nel suo negozio. Dopo la condanna in primo grado e la soluzione in appello, la sorella dell'uomo colpito aveva chiesto di riaprire il procedimento e un risarcimento di 350.000 euro, richiesta giudicata inammissibile dai giudici. Il processo insomma finisce qui, con la soluzione. È un sospiro di sollievo che dura ormai durata più di 6 anni, adesso c'è un momento di pacatezza perché appunto non si è più coinvolti col rischio di dover risarcire la sorella. La vicenda penale di Franco Birolo insomma si chiude qui definitivamente. Ora resta aperta la strada di un possibile indennizzo economico che ora possono chiedere i familiari della persona uccisa, ma anche lo stesso Birolo, che si riserva di farlo dopo essersi consultato con i suoi legali. Sto valutando con l'avvocato, ma purtroppo spesso questi non hanno dei grandi beni, di grossi beni. Al contrario, durante l'interrogatorio dei primi giorni la pubblica accusa, il PM, ha chiesto a me che cosa avevo di proprietà. Adesso sanità e polemiche con l'annuncio della chiusura durante l'estate a mesi alterni dei punti nascita degli ospedali di Castelfranco e Montebelluna, con evidenti disagi ovviamente per tutte le mamme che dovranno partorire. Il direttore dell'ULSS 2 Benazzi attacca il Ministero, dice le università non formano abbastanza specialisti. Reparti di ostetricia degli ospedali di Castelfranco e Montebelluna chiusi un mese ciascuno in estate per far fare le ferie ai medici. Troppo pochi ginecologi per organizzare turni che garantiscano la sicurezza delle pazienti che devono partorire. Non perché l'ULSS trevigiana non voglia rimpinguare gli organici, la regione ha anzi autorizzato l'assunzione di 12 nuovi ginecologi nella Marca, ma perché non ci sono specialisti e le nuove leve saranno disponibili solo da settembre. Oggi noi viviamo in una carenza di medici specialisti e questa carenza è purtroppo legata alla cattiva programmazione che fa il MIUR, il Ministero dell'Università. Oggi noi abbiamo bisogno di specialisti, la programmazione purtroppo non ce li dà. Il problema sorge oggi con i ginecologi, potrebbe sorgere domani con i radiologi. Allora l'università deve cambiare il corso, deve soprattutto dare più specialisti, altrimenti il sistema non regge, ma non per colpa nostra, perché noi la gente li assumiamo, il problema è che non li troviamo. Ostetricia di Castelfranco chiusa dal 2 al 5 agosto con medici in servizio e pazienti dirottati su Montebelluna. Qui reparto chiuso dal 6 agosto al 6 settembre e a sopperire sarà di conseguenza Castelfranco. Se le università non formeranno nuovi specialisti, nel 2019 il problema sarà risolto assumendo medici stranieri. Come è successo già da tanti anni in Inghilterra, dove appunto la maggior parte dei medici vengono dall'Oriente, dall'India, prevalentemente Pakistan e paesi dell'Est Europa. Medici che ovviamente non sanno neanche bene la lingua, per cui ci sono anche grosse difficoltà di comprensione con i pazienti. Nel 2017 durante l'estate i 2 ospedali hanno dovuto far fronte complessivamente a 358 parti, 880 quelli annuali a Castelfranco, 1204 a Montebelluna, numeri che già da soli confermano che i 2 punti nascita
vita non verranno toccati. È un ospedale a due gambe, cosiddetto, e lo stiamo dimostrando che non si va a smantellare niente. Chi dice che c'era il programma di chiudere dice il falso. Nel 2017 sono state implementate le schede, è stata reinserita nelle schede regionali per l'ospedale di Castelfranco Veneto il reparto di pediatria e patologia neonatale. Questo è un segnale chiarissimo che si vuole mantenere e tenere qualificato il reparto punto nascita di Castelfranco Veneto e tanto meno quello di Montebelluna. In questi giorni nella Marca, e sarà peraltro ospite questa sera di 20 e 10, una puntata davvero da non perdere, il magistrato antimafia Alfonso Sabella, magistrato che ha lottato a lungo e con successo contro la mafia e che agli imprenditori del nord-est in crisi lancia un monito. Non accettate il denaro della criminalità organizzata perché rischiate la vostra azienda, rischiate anche la vostra libertà. Il magistrato siciliano Alfonso Sabella, già sostituto procuratore nel pool antimafia di Giancarlo Caselli, che arrestò latitanti del calibro di Leoluca Bagarella e Giovanni Brusca, nella Marca per presenziare a Montebelluna un convegno promosso dal Lions Club sulle infiltrazioni mafiose, ammonisce gli imprenditori in crisi del nord-est. Attenzione, dice, a non farsi prestare denaro dalla criminalità organizzata. Non significa restare a galla, significa andare a fondo. Rifiutate il denaro che proviene, di cui non avete la certezza della provenienza, perché quel denaro che oggi prendete e che magari vi consentirà di superare un momento di crisi o vi permetterà di mettervi al passo con altre aziende o superare altre aziende, poi un domani sarete costretto a restituirlo, ma con tantissimi interessi, nel senso che saranno cambiali che voi non sarete più in grado di pagare e perderete anche la vostra azienda e rischiate anche di perdere la vostra libertà. Siamo già oltre, dice Sabella, con alle spalle l'esperienza di assessore alla legalità del Comune di Roma, il rischio di infiltrazioni al nord. I ripetuti roghi nelle aziende di smaltimento rifiuti del Veneto ne sono una dimostrazione. È un fortissimo campanello d'allarme, io posso pensare, perché proprio il traffico di rifiuti è uno dei business su cui le mafie da alcuni anni stanno puntando in maniera particolare. La mafia, prosegue il magistrato, è alla conquista del nord. È un momento in cui le mafie tendono una espansione che non è più solo finalizzata al riciclaggio del loro denaro o al reinvestimento di quel denaro, ma è anche finalizzata ad acquisire il controllo di sacche del territorio, come quello che per esempio è avvenuto a Roma. Ospite questa sera di 20 e 10, dicevamo, il magistrato Alfonso Sabella. Ospite invece ieri sera di 20 e 10 il segretario regionale del Partito Democratico Alessandro Bisatto, un Partito Democratico veneto che deve ricostruirsi in cerca di un futuro, di una nuova identità dopo la sconfitta alle amministrative, o meglio la perdita di Vicenza e Treviso, due piazze così importanti. Allora sentiamo qual è il percorso da fare per Alessandro Bisatto. Sentiamo le parole di ieri sera. Io penso che noi dobbiamo ritornare a essere nazional-popolari, a differenza di chi vuole essere nazional-populista. Il nazional-popolare sta dentro i temi, ci sta dentro dalla mattina alla sera. Come dico io, per fare il sindaco in una comunità noi dobbiamo fare 4 volte gli sforzi che fanno gli altri, perché noi dobbiamo saper stare dentro ai quartieri anche più degradati, a quelli che chiedono il nostro supporto caratteriale e storico, cioè noi stiamo dalla parte dei più deboli e invece ci leggono dalla parte dei più forti, dell'establishment, del precostituito, del costituito. Però poi saper dire, e qua serve una fase che non è nell'immediato ma è più lenta, è più selettiva, ti entra nella carne solo se gliela spieghi, che un problema complesso non ha mai una risposta tic e via andare. Quelle persone moderate che hanno in mente che l'imprenditoria debba evolversi, che non bisogna sempre alzare il cappello per ottenere qualcosa con il potente di turno. Io a quelle chiedo di pensare che ci possa essere una condivisione di ideali anche con un'altra parte di Veneto, così come penso che ci sia... Segretario, il PD, allora, è come lei stesse facendo un appello a Forza Italia, agli elettori di Forza Italia. Lo stavo riallargando anche a dire, c'è una parte di moderati che secondo me non è rappresentata dalla Lega, ci sono una parte di persone di centrosinistra o sinistra che hanno in mente l'uguaglianza tra le persone, un senso di appartenenza, di inclusione e non di esclusione. Cioè io ho in mente lo schema Padova. Ho in mente lo schema che ha portato all'elezione del sindaco di Padova.
uno schema talmente largo da tenere assieme tutti quanti si riconoscevano in almeno 3 elementi di inclusione, lo stare assieme, pensare alla città, pensare a tutti e non solo a una parte. Queste dunque le parole del segretario regionale del Partito Democratico Bisato. Torniamo alla cronaca adesso, è la curiosità di una notizia che arriva da San Fiore nel Trevigiano con il sindaco che è costretto a fare marcia indietro sulla lotta alla prostituzione con le multe. Prostituzioni, stop alle multe. La decisione arriva dal primo cittadino di San Fior, Gastone Martorelle, costretto a fare marcia indietro sulla vicenda delle sanzioni inflitte a prostitute transessuali che battono lungo le strade del suo comune. 2 biados hanno fatto ricorso al giudice di pace considerando le accuse a loro rivolte un abuso di potere da parte del comune. Per evitare sborsi il sindaco ha deciso di fare retromarcia e affidare il caso alla prefettura. È una fregatura per il cittadino che a me chiede di agire, ma io non ho gli strumenti, mi vergogno, afferma Martorelle, preoccupato per il decoro della sua città. Ora che la regolamentazione comunale sulla prostituzione non è più in vigore, le strade di notte verosimilmente si ripopoleranno di lucciole clienti. Adesso sempre nella Marca con i colpi in serie di una ladra che con la tecnica dell'abbraccio deruba tantissimi anziani. Allora c'è anche il monito, l'avvertenza per le potenziali vittime, stare molto attenti. Nell'ultimo mese ha colpito almeno 6 volte con le medesime modalità. Si avvicina all'anziano, lo abbraccia improvvisamente come se lo conoscesse da sempre e nel farlo gli sfila ciò che di prezioso ha addosso, catenine d'oro, orologi. L'ultimo episodio ieri in via Parrilla, pieno centro di Conegliano, con l'avvenente sconosciuta che si avvicina a un pensionato di 92 anni, gli getta le braccia al collo, lo saluta affettuosamente e gli sfila con grande abilità il Rolex. La malcapitata vittima se n'è accorta solo poi, quando della donna non c'era già più traccia, e ha denunciato l'episodio ai carabinieri. L'autrice di questi furti con destrezza avvenuti un po' in tutta la provincia sarebbe sempre la stessa. Chi con i pensionati lavora ogni giorno, come lo SPI-CGIL, continua a raccomandare agli anziani prudenza. Bisogna stare attenti e non farsi avvicinare in nessun modo a persone che non si conoscono e neppure farle entrare in casa, specialmente d'estate, specialmente nelle ore serali. Sono frequenti queste incursioni di persone che chiedono di entrare in casa, di parlare, e poi mentre uno parla l'altro va a rubare, o l'altra. E adesso c'è questa nuova versione di chi abbraccia le persone, sfila il portafoglio e l'orologio, per cui bisogna prestare attenzione e non dare corda a chi non si conosce, e se si vedono situazioni negative chiamare anche persone che sono vicine e allontanare soggetti che possono eventualmente mettere mano al portafoglio e derubare gli anziani. Spesso a tradire gli anziani è la solitudine che li induce a dare confidenza agli sconosciuti, ma soprattutto d'estate è fondamentale non aprire la porta, non lasciarsi avvicinare e chiamare subito le forze dell'ordine. Poi io dico, in alcuni casi, siccome molti anziani hanno anche il telefonino, quando vi vengono da vicino fateli una fotografia prima di parlare con loro, così vi resta anche l'immagine della persona, vedete che se ne andranno subito quando chiedete di fare una fotografia. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Domenica. Rieccoci in studio in diretta, prima edizione del nostro telegiornale Turismo, adesso con l'arrivo a Venezia del servizio di steward rivolto ai visitatori dall'area Marciana a Piazzale Roma. Alla stazione i guardiani della città avranno compiti di supporto informativo e di diffusione di buoni comportamenti. Non solo nell'area marciana, non solo a Piazzale Roma, gli steward ingaggiati dal Comune di Venezia per dare informazioni ai turisti quest'anno presidieranno anche l'area attorno alla stazione e i luoghi in cui si ravvisassero elementi di criticità. Il servizio partirà dal prossimo 13 luglio e si protrarrà fino a fine anno. Gli steward avranno il compito di essere una specie di info point mobile, cioè si potranno chiedere, saranno facilmente riconoscibili con la maglietta con il nostro hashtag Enjoy Respect Venezia, e dovranno parlare l'inglese e almeno metà di loro a parlare anche una seconda lingua. Un servizio per garantire una città sicura per tutti, residenti e turisti, e che rientra nel pacchetto di iniziative lanciate dall'amministrazione Brugnaro. Abbiamo fatto un accordo con Tencent, che è una grossa piattaforma digitale cinese che gestisce WeChat, e quindi veicoleremo anche tutto quello che veicoliamo attraverso la campagna Enjoy Respect Venezia anche a 900 milioni di potenziali utenti in Cina.
Informazioni turistiche, buone pratiche di comportamento, numeri utili e anche indicazioni volte a tutelare il Made in Italy. Noi sulla campagna Enjoy Respect Venezia abbiamo anche i buoni consigli e chiaramente nelle buone pratiche non ci sono solo divieti, ma ci sono giustamente dei consigli ai cittadini, ai turisti che verranno a venire in città, fra cui è quello di comprare prodotti originali e nelle botteghe artigiane che tanto hanno dato nei secoli precedenti e tanto potranno dare anche in futuro alla nostra città. Allora un nuovo passo avanti nella sanità veneta e soprattutto in un percorso importante come la lotta ai tumori. Lo IOV inaugura il servizio di radioterapia nell'ospedale di Schiavonia a Monselice, installati 3 nuovi macchinari, 3 gioielli per i clinici. Non è fantascienza, è scienza. Il nuovo bunker di radioterapia dello IOV inaugurato nell'ospedale di Schiavonia a Monselice rappresenta un deciso passo in avanti nella lotta contro i tumori. 12.700.000 euro, quasi totalmente finanziati dalla Regione Veneto. 2 macchinari, la tomoterapia applicata a molti tumori pediatrici e questa Simultac, unici a livello nazionale. Gioielli, non esitano a definirli i medici dello IOV, a cui brillano gli occhi e che emozionati raccontano di avere trovato nuove energie, perché la cura di queste malattie richiede tanta passione. Tutti siamo orgogliosi di questo avuto traguardo e tutti dobbiamo esserlo, sia da amministratori pubblici che da utenti, direi. L'orgoglio è quello di garantire sempre più delle prestazioni di qualità. Ed eccoli questi macchinari, un acceleratore lineare, in totale sono 4 allo IOV. Una radioterapia guidata dalle immagini. Tenete presente che noi praticamente eroghiamo un trattamento da 1 metro di distanza con la precisione di 1 millimetro. Una tomoterapia e una Simultac, strumentazioni uniche in Italia. Di tomoterapie ne sono montate solo altre 3 in tutta Europa e tra gli impieghi maggiori ci saranno quelli sui bambini che necessitano di trapianto di midollo. Attualmente si fa una total body irradiation, questo farebbe una total marrow irradiation, cioè un'irradiazione del solo midollo osseo. E questo qui consente il risparmio nettamente di organi sani come polmoni, reni, le stesse ghiandole salivari che possono dare problemi di bocca secca per esempio. Un altro deciso passo in avanti per la sanità veneta. Abbiamo cure innovative, macchinari innovativi come questi di oggi. 2 di questi macchinari sono primi a livello nazionale, le prime macchine a livello nazionale, e siamo sempre più puntuali nella cura dei tumori. E ora la memoria della Grande Guerra con la rievocazione in questi giorni della decisiva battaglia del solstizio. La battaglia di Colmoschine del 16 giugno di 100 anni fa, l'assalto degli arditi del 9° reparto e le retrovie della battaglia del solstizio lungo il fronte del Grappa tornano a vivere per 4 giorni a Bassano, Solagna e Pove. 100 anni sono un appuntamento con la storia. E sul Colmoschin si va a valorizzare quello che i migliori uomini di allora, i primi volontari, gli arditi, fecero con eroismo, con capacità militare, ma che cambiarono realmente sorte dell'Italia. Da lì iniziò poi la vittoria che portò a Vittorio Veneto. Clou delle celebrazioni saranno le 2 giornate di sabato e domenica con la cerimonia a Colmoschin e la rievocazione storica a Pove. Uno che arriva a Pove troverà Pove 1918, gli abitanti vestiti con gli abiti dell'epoca, avremo i muli che passeggiano per le vie, le salmerie, gli alpini, gli arditi, tutti come se fossero nel giugno del 1918. La rievocazione, diventata ormai tradizione, è stata inserita nel calendario ufficiale delle manifestazioni regionali per il centenario ed è sostenuta da Palazzo Balbi con 20.000 euro di finanziamento. Quest'anno sarà preceduta da un'alzabandiera solenne sabato mattina sul Colmoschin, cui parteciperanno il ministro degli affari regionali Erika Stefani e il capo di Stato Maggiore dell'Esercito Salvatore Farina. Una lezione di storia patria che continua a parlare al Veneto di oggi e alle generazioni di domani. Se si fosse rotta la diga del Grappa, le truppe austro-ungariche avrebbero per primi verso Bassano e poi tranquillamente anche il resto della pianura veneta. Così non fu, grazie senz'altro all'impegno di moltissimi soldati che sacrificarono spesso anche la vita. Ricordarli è un dovere. La guerra da qualunque parte venga osservata è sempre una sconfitta, perché è la sconfitta della ragione, del dialogo, del buonsenso. Noi queste cose le facciamo per ricordare chi ha dato la vita per farci stare un po' meglio.
Ora la cultura con l'arte che approda alla Vez Junior, la biblioteca di Mestre, un'idea nata per far avvicinare i bambini a questo mondo attraverso laboratori e in maniera libera. Ci sono anche opere interattive alla Galleria Verifica 8+1, l'esposizione d'arte permanente nata da una selezione di opere della collezione dello storico gruppo di artisti d'avanguardia attivo dal 1978 a Mestre, approda la Vez Junior. Un'iniziativa importantissima che pone al centro una collezione importantissima di tutto livello, di gran livello internazionale, con delle opere importantissime, e le collochiamo nello spazio dei bambini e ragazzi. Una galleria quindi che fa dialogare l'arte con i libri e che fa incontrare i bambini col bello, con l'arte moderna, con l'arte contemporanea in questo caso. È un'iniziativa inusuale, unica nel suo genere, che crediamo possa avere un ampio successo, perché queste opere starebbero bene esposte in un qualsiasi museo di arte moderna del mondo per la loro qualità. Le abbiamo volute collocare qui. Prima l'hanno collocata presso un magazzino senza alcun tipo di dignità rispetto al vero valore di queste opere, che invece è importantissimo, e oggi trovano casa qui. Un luogo che non è stato scelto a caso. Prima di tutto un'importante collezione a disposizione, e poi perché quella stessa collezione aveva una vocazione educativo-didattica e lo aveva nelle sue corde. Dunque stiamo rispettando quell'originario disegno di Verifica 8+1. Continuando a lavorare sulla collezione, nel futuro poter presentare ulteriori altre opere. Ce ne sono davvero tante. Abbiamo esposto il 10% della collezione. Opere in ogni stanza per permettere a grandi e piccini di avvicinarsi all'arte senza imposizioni. Ogni giorno centinaia di bambini frequentano questi spazi, alcuni quadri sono anche interattivi, quindi possono toccarli, possono capire fino in fondo, e organizzeremo intorno a questa collezione una serie di laboratori per adulti e per piccini, e da qui ai prossimi 2 anni poi raddoppieremo la Vez e faremo altri investimenti nelle biblioteche del Comune di Venezia, che negli ultimi anni hanno visto un rilancio importantissimo. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento ore 13 fra pochissimo dopo di noi, poi stasera 20:10, come detto nel corso del telegiornale, ospite d'eccezione il magistrato Alfonso Sabella, che è stato a lungo magistrato antimafia. Con lui parleremo di mafia in Veneto, della sua esperienza nel catturare i mafiosi, ma anche di temi di stretta attualità come la questione Rom e la legittima difesa. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Peggiora il tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di venerdì 22 giugno. Sul Veneto sarà spiccatamente instabile sin dal mattino, con molte nubi e piogge diffuse un po' su tutti i settori, qualche schiarita in più dal pomeriggio. Migliorerà decisamente col passare delle ore con fenomeni in cessazione entro la serata. Temperature in lieve ripresa, con minime comprese tra 14 e 20 gradi, massime oscillanti invece tra 23 e 26 gradi. Situazione molto simile sul Friuli Venezia Giulia. Sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata sarà molto instabile, con temporali piuttosto diffusi ovunque, localmente anche di moderata intensità. Tuttavia andrà via via migliorando col passare delle ore. Temperature minime comprese tra 16 e 20 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 22 e 26 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Poche variazioni, molte nubi ovunque con cielo spesso coperto, rovesci e temporali sparsi ma frequenti un po' su tutti i settori. Fenomeni in cessazione entro la nottata, salvo per qualcuno ancora residuo. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 30 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.